dei mondi e che Allah eloghi e preservi il suo profeta messaggero Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Cari fratelli e sorelle, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Benvenuti a questo nuovo incontro di Tour Moschee, una moschea di turno che chiediamo ad Allah subhanahu wa ta'ala di benedirla e benedire coloro che la frequentano. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذا المسجد وان يبارك في رواده. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل الخطوات في ميزان الحسنات. اسال الله سبحانه وتعالى ان يكفر عنا السيئات، ان يجعلنا من اهل الجنه من الفردوس الاعلى انه ولي ذلك والقادر عليه. Cari fratelli, nobili sorelle, siamo qua per parlare di un argomento molto importante che riguarda soprattutto i giovani. Parliamo di un atto che rovina l'individuo, un atto che rovina la società, un atto che è considerato vergognoso, un atto che è considerato ripugnante e volgare, una delizia temporanea ma una rovina eterna, una delizia temporanea ma una rovina eterna. Parliamo di un atto che è mezzo di diffusione di odio e rancore e vergogna tra le persone. Chiamatelo come volete. C'è chi lo chiama non nel vero nome come Allah subhanahu wa ta'ala e il profeta alayhi salatu wassalam lo ha chiamato, perché viviamo in un periodo in cui vengono chiamati i nomi in base al desiderio delle persone. C'è chi lo chiama fidanzamento, c'è chi lo chiama convivenza, c'è chi lo chiama la serata rossa, c'è chi lo chiama sogno, c'è chi lo chiama amore, ma in realtà è fornicazione, è zina. E così l'ha chiamato Allah, e così è, e così lo ha chiamato il profeta alayhi salatu wassalam. Beh, Allah subhanahu wa ta'ala lo ha descritto come fahisha, un atto ripugnante, e lo ha chiamato sa'a sabila, vuol dire sentiero maligno, perché incontrerai solo il male se intraprendi questa strada. Dice Allah: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. È un atto ripugnante, un atto volgare, un atto immorale, è un atto ripugnante anche per gli animali, non solo per gli esseri umani che sono rimasti sulla natura originale, nel fitra, ma anche gli animali lo considerano un atto immorale. Tanto che è stato riportato in Sahih al-Bukhari che il Sahabi al-Jalil ha detto che prima, nel Jahiliya, ha visto due scimmie che hanno fatto fornicazione e ha detto che si sono riuniti intorno a loro un gruppo di scimmie e hanno lapidato questi due che sono caduti nella fornicazione. E ne era considerato anche per gli animali, per le scimmie, un atto volgare. Invece nei nostri tempi viene considerato un atto normale, anzi viene considerato un atto per cui esaltarsi. E chi non cade in questa musiba e in questa vergogna viene considerato una persona arretrata. E il profeta alayhi salatu wassalam ha citato questa verità e ha detto alayhi salatu wassalam, come è stato riportato in Sahih al-Bukhari: ci saranno delle persone nella mia comunità che renderanno halal al-hira. Al-hira sarebbe il farj, sarebbe la parte intima, ed è metafora per indicare la fornicazione. Quindi arriveranno nella mia umma persone che renderanno halal, nel senso che è haram, e loro lo renderanno halal, o con le loro parole, o con il modo in cui lo descrivono, o altrimenti, comunque lo rendono halal. Cercano di renderlo halal, ma in realtà è haram, e rimarrà haram, anche se cercano di renderlo halal ai nostri occhi. Arriveranno nella mia umma persone che renderanno halal al-hira, al-zina, e al-khamr, gli alcolici, e la sete per gli uomini e gli strumenti musicali. E l'ajib al-amr, come il profeta alayhi salatu wassalam abbia unito queste cose che hanno una relazione, fratelli e sorelle. Yani az-zina, che vuol dire la fornicazione, e gli strumenti musicali e l'alcol. Inizia nel volersi incontrare nel locale dove c'è musica, dove ci sono parole che muovono le sensazioni della persona, poi arriva l'alcol che fa perdere i sensi di logica, poi c'è l'incontro, poi c'è zina.
poi c'è il zina, poi c'è la fornicazione. Questa è la zina e la fornicazione, che è haram, e l'ha resa haram Allah subhanahu wa ta'ala. Quindi l'Islam, fratelli e sorelle, non è venuto per eliminare questa natura che ha in sé, no. Allah ha creato l'uomo, ha creato la donna e ha immesso nell'uomo e nella donna un'attrazione tra di loro. Non è che vuole Allah eliminare questa attrazione, no, perché sarebbe contro la fitra, contro la natura, sarebbe un dhulm. وتعالى الله عن الظلم. Non si addice ad Allah essere ingiusto con noi. Se Allah ci avesse vietato il matrimonio sarebbe un dhulm. Quindi coloro che si considerano devoti ad Allah e negano se stessi di sposarsi è un dhulm nei loro confronti, perché è un diritto dell'anima sposarsi, ok? Quindi Allah ci ha permesso al-zawaj, il matrimonio, che è il rapporto halal in cui si può avere un rapporto intimo tra uomo e donna. Invece zina è la fornicazione, che cos'è l'Islam? Affinché ci capiamo, perché io posso dire fornicazione ma forse qualcuno non mi capisce. Zina nell'Islam vuol dire il rapporto fuori dall'atto matrimoniale tra un uomo e una donna. Questo è zina, un rapporto intimo tra uomo e donna fuori da un atto matrimoniale. E questo è tra i più grandi peccati, come ha dimostrato Allah nel Coran e ha dimostrato il profeta alayhi as-salatu was-salam. Dice Allah subhanahu wa ta'ala nel Coran, in Surat Al-Furqan, versetto numero 68 e 70. E Allah subhanahu wa ta'ala in questo versetto ha citato zina e la fornicazione insieme ad altri peccati. E Allah non cita le cose così, ma se le cita con qualche altro peccato perché arriva a quel livello ed è di gravità paragonabile a quei peccati. Allah subhanahu wa ta'ala ha citato insieme alla fornicazione all'associargli a lui un'altra divinità, quindi shirk, il peccato che non viene perdonato, e ha citato con lui l'uccisione. Dice Allah, dopo che ha descritto chi sono Ibadur Rahman, i servi del misericordioso, chi sono? Tra le loro caratteristiche ha detto Allah, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ascolta, وَلَا يَزْنُونَ ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. يضاعف, colui che dice Allah, ascolta fratello, ascolta sorella, al fine di non imputare ad Allah ingiustizie, يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Dice Allah, coloro che non invocano altra divinità assieme ad Allah, e questo è shirk, e Allah non perdona shirk. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. E dice Allah, e non uccidono l'anima che ha reso Allah sacra se non con diritto, e non si danno alla fornicazione. Ha citato Allah az-zina con questi grandi peccati dopo l'uccisione, e ha detto Allah, e chi compie tali azioni, tra cui anche zina, avrà una punizione, avrà un castigo raddoppiato nel giorno del giudizio. Quindi colui che è caduto nella fornicazione, Allah subhanahu wa ta'ala lo ha messo in guardia, fratelli e sorelle, che avrà una punizione raddoppiata. E se noi sappiamo che Jahannam, l'inferno, ha un valore di bruciore rispetto al fuoco che abbiamo qua 60 volte superiore al fuoco che c'è qua sulla faccia della terra. Prova a prendere una fiamma adesso e prova a mettere la mano e rimanere così per 1 minuto, 2 minuti. Wallahi non riusciresti neanche 10 secondi. Figuriamoci in Jahannam, 60 volte superiore al calore che c'è sulla faccia della terra, e Allah ti dice يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Verrà raddoppiato la punizione. Perché? Per il grande peccato che ha fatto. Dice il Qurtubi su questa ayah, dice questa ayah è una prova che dimostra che non vi è peccato più grande del shirk come l'uccidere la zina. Non vi è peccato più grande dopo lo shirk come l'uccidere e la fornicazione. Quindi noi abbiamo peccati piccoli e peccati grandi. Tra i peccati grandi abbiamo akbar al-kabair. Tra i peccati grandi abbiamo dei peccati che sono i peccati più grandi dei grandi peccati, che tra cui abbiamo l'uccidere e abbiamo la zina. Infatti l'Imam Ahmed, Imam Sunnah, cosa ha detto? Ha detto: non conosco un peccato più grande dell'uccidere, più grave dopo l'uccidere, come la zina.
non conosco un peccato grave dopo l'uccisione come la zina. Quindi la fornicazione è il peccato dopo lo shirk e dopo l'uccisione più grave. E infatti il profeta alayhi salatu wassalam ci ha ordinato di allontanarci da questo atto ripugnante. Ha detto alayhi salatu wassalam: ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Ijtanibu non vuol dire solo tralasciare. E questa è la meraviglia del linguaggio arabo. Al-ijtinab include il tralasciare e l'allontanarsi. Al-ijtinab, quando senti che Allah ti dice ijtanibu, o il profeta alayhi salatu wassalam ti dice ijtanib, vuol dire tralasciare e non solo, c'è una zieda, un qualcosa in più, un significato in più che vuol dire allontanarsi. Quindi il profeta alayhi salatu wassalam ci ha ordinato di tralasciare e allontanarci da 7 cose che sono akbar al-kabair. Tra queste cose le ha chiamate mubiqat, che in arabo vuol dire muhlikat, che ti rovinano, tra cui è zina. E zina ti rovina. Infatti Allah ha detto un sentiero maligno, perché chi intraprende questa strada vedrà solo il male, in questa vita, e nella tomba e nell'aldilà, come vedremo bi'idhnillahi azza wa jalla. E tra le prove che dimostrano che la fornicazione è tra i più grandi peccati è il hadith di Abdullah bin Mas'ud. Quando è venuto dal profeta gli ha fatto una domanda che non ha bisogno di una spiegazione. Gli ha detto: qual è il peccato più grande per Allah? Qual è il peccato più grande per Allah, ya Rasulullah? Ha detto alayhi salatu wassalam: associare ad Allah qualcuno e lui ti ha creato. Shirk, non c'è un peccato più grave. Cadere nello shirk sapendo che Allah ti ha creato, questo dhulm, come ha detto Luqman, che è un dhulm. E poi gli ha detto: e poi dopo lo shirk cosa c'è, Rasulullah? Ha detto: uccidere un tuo figlio per paura che mangi con te. Uccidere un figlio per paura della miseria e della povertà. Questo è haram. Infatti Allah dice nel Corano: perché erano abituati nella jahiliya a uccidere i propri figli per paura del rizq. Invece il musulmano ma ti يحملش هم الرزق, perché sa chi è Razzaq. Inna Allah huwa ar-Razzaq dhul quwwati al-matin. Quindi è haram uccidere i propri figli per paura del rizq. Ritornerò a questo argomento. E poi ha detto, dopo questo ha detto sallallahu alaihi wasallam: fornicare con la moglie del tuo vicino. Cadere nella zina con la moglie del tuo vicino. Perché ha specificato la moglie del vicino? Perché, fratelli e sorelle, la zina non è tutta nello stesso grado. La zina in sé, c'è una fornicazione che è più grave rispetto a un'altra fornicazione. Fornicare con una prostituta che è lontana da te è meno grave rispetto a fornicare con una donna che per te è haram, che fa parte del maharim, e questo la chiamano zinatul maharim, avere rapporti intimi con una donna che è tuo mahram. Ma perché questo può capitare? Come no? Una ragazza ha chiamato uno sheikh, e vi racconto storie vere. Ha chiamato uno sheikh piangendo, dicendo: ya sheikh, io ho un grosso problema, dimmi Khalid, qual è il problema? E piangeva e non riusciva a smettere di piangere. E come può non piangere per quello che gli è successo? Wala hawla wala quwwata illa billah. Al fine di capire in che asr viviamo, gli ha detto: ya sheikh, perché lo sheikh ha sentito che lei è all'ospedale, perché ha voluto bruciarsi col fuoco. Haram, no? وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Ma perché ha fatto questa cosa questa ragazza? Perché voleva uccidersi? Perché voleva bruciarsi? Perché tutto questo adab? Gli ha detto: ya sheikh, dopo che gli ha chiesto lo sheikh cosa è successo, figliola mia, ha detto: ya sheikh, mio padre mi ha violentato. Mio padre l'ha violentata suo padre. Suo padre. Siamo arrivati a questo livello, fratelli e sorelle. No. Zinatul maharim. Il padre che va a cadere in questo atto ripugnante con sua figlia, un pezzo di lui, e cade con lei nella zina wal-iyadu billah. Il profeta alayhi salatu wassalam ha detto: fornicare con la moglie del tuo vicino, perché il vicino ha diritto su di te,
Dice il profeta alaihi salatu wassalam: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Tratti bene il suo jar, il vicino ha diritti su di te. Tra questi diritti, il stare lontano dai suoi familiari, il proteggerli, il badare a loro, l'aiutarli, sostenerli. Non khiyana, non aspettare che lui va e fai tu quello che vuoi dei suoi familiari, wal-'iyadu billah. Quindi la fornicazione in sé, vi sono livelli in cui è più grave in situazioni rispetto ad altre. Fratelli e sorelle, come abbiamo visto, la fornicazione è tra i più grandi peccati. E la gravità l'ha dimostrata Allah e l'ha dimostrata il profeta alaihi salatu wassalam. Però, al fine di capire di più il motivo per cui Allah l'ha resa haram, perché molto spesso i giovani, quando gli dici haram, pensa che sia una limitazione nell'Islam, pensa che sia un limitare la libertà, come se Allah non vuole vederti libero, come se Allah non vuole vederti felice. Non è così. Allah ti rende halal al-tayyibat e ti rende haram al-fawahish, come è citato nel Corano. Vuole per te il halal, vuole per te qualcosa che sia sano per te come individuo e per la società. Vuole per te un qualcosa che non ti rechi danno, né a te né alla società. Infatti, se noi ragioniamo sulle conseguenze a cui può portare la fornicazione e la zina, ci rendiamo conto del perché Allah lo ha reso un grave peccato e ci rendiamo conto del perché Allah subhanahu wa ta'ala lo ha reso haram. Tra le conseguenze della fornicazione, primo, il calo di fede, il calo totale di fede. Sappi che nel momento in cui cadi nella zina, tu rischi di perdere la tua fede e sei a rischio. E non sono mie parole. Dice il profeta alaihi salatu wassalam: non cade nella fornicazione il fornicatore nel momento in cui fa la fornicazione ed è mu'min. Non fa il fornicatore la zina nel momento in cui è credente, nel senso che ha la fede completa. Questo non vuol dire che cade. Occhio. Colui che cade nei peccati grandi, per la dottrina di Ahlus Sunnah e Jama'a, non esce dall'Islam. Colui che cade nella zina, colui che beve il khamr, colui che spaccia la droga, colui che cade nella ghiba e nella namima, colui che fa grandi peccati, colui che ruba, non esce dall'Islam. No. Però cade in un grave peccato che diminuisce la sua fede. Noi non diciamo come il Khawarij. Al Khawarij è una setta deviata che secondo loro chi cade in un grande peccato esce dall'Islam. Invece per Ahlus Sunnah wal Jama'a no. Chi cade nel peccato cala la sua fede. Perché nella nostra dottrina la fede sale e scende. Sale con cosa? Con l'adorazione. E scende con i peccati. Tra i peccati in cui scende la nostra fede, e scende in un modo impressionante, è zina. Tanto che il profeta alaihi salatu wassalam ha detto in un altro hadith: quando l'uomo cade nella fornicazione esce la fede dal suo cuore fino a salire come la nuvola. Nel momento in cui uno cade nella fornicazione esce la fede, esce fino a diventare per lui come una nuvola. Se smette e si pente, ritorna la fede, se no rimane fuori da lui la fede. A'udhu billah. Come può una persona avere fede e cadere nella fornicazione? Come può un credente che crede in Allah e crede nel giorno giudizio e sa che morirà e sa che verrà risuscitato e sa che lo fermerà Allah e sa che lo giudicherà sul grande e sul piccolo, cadere nella fornicazione? Come può? Come può credere uno che ha una fede che sa fermamente col cuore che Allah vede e sente qualsiasi cosa? Come può cadere nel peccato? Wallahi alladhi la ilaha illa hu. Chi ha fede, nel momento in cui sta per cadere nel peccato, se gli ricorda qualcuno Allah si ferma, perché ha fede. L'iman ti fermerà. È stato riportato una storia in cui un uomo ha cercato di tutti i modi di fornicare con sua cugina e lei non ha voluto. Ci sono donne pure, alhamdulillah, che non vogliono cadere in questa trage, aspettano il halal, e questa è la principessa, e questa che la ricompenserà Allah subhanahu wa ta'ala, non la delizia temporanea e la rovina eterna. Questa donna non ha voluto entrare con lui nel haram, ha cercato più volte senza riuscirci. Un giorno questa donna, essendo quest'uomo ricco, questa donna aveva un debito e aveva bisogno di soldi. È andata da lui
a dirgli se è possibile prestargli dei soldi. Stiamo parlando di una cifra circa 18.000 euro. Lui ha detto approfittato. Ha detto te li do, a una condizione. Quale? Cadi con me nel haram. Questa è la proposta. E voi sapete una persona quando è sommerso dai debiti, è sommerso dalla tristezza, è sommerso dal peso perché ha paura di Allah, invece che non ha timore ma ando su, drogzelle. Non interessa niente. Invece chi ha un minimo di fede, no, sa che non sono soldi suoi. Allora lui ha approfittato e lei è caduta. Nel momento in cui, come è stato riportato nella storia, ormai era approcciato a lei, prima dell'atto gli ha detto una parola. Gli ha detto ittaqillah. Gli ha detto ittaqillah. Una parola che quando è scesa come gettato l'acqua fredda su di lui. Alcune volte il Shaitan ti fa dimenticare chi sei e ti fa dimenticare la tua religione, ti fa dimenticare Allah. Però arrivano coloro che ti ricordano Allah e ti svegliano e ti aprono gli occhi con una parola. Ittaqillah. Si sono svegliati, si è aperto gli occhi. Cosa stai facendo? Cosa sto facendo? In cosa sto cadendo? Cosa sto combinando? Questo momento passerà, questa delizia passerà. Poi cosa rimane? Il-nadam, il peccato, la tristezza, l'adab. Questo rimane. E si è fermato. E gli ha detto prendi i soldi e vai. Sono halal per te. Senza cadere in peccato. Quindi fratelli e sorelle, chi ha iman e la fede lo salveranno. Invece chi cade in questa musiba è per la sua debolezza nella fede. E abbiamo Yusuf, il più grande esempio. E ce l'ho dato Allah nel Corano come esempio. Perché potrebbe arrivare da me un giovane, non perché io sono vecchio, arrivare un giovane e dirmi fratello Younes, ma noi siamo giovani. Yusuf era giovane. Ma lo capisci? Era giovane. Ma noi ragazzi adesso ci abbelliamo con le pettinature così, con il vestito. Era tra i più belli uomini sulla faccia della terra. Metà gemelle è stato dato Yusuf. Ma la donna che mi ha sedotto era una donna bella. La moglie dell'Aziz lo ha sedotto. Donna ricca e detto mansib e gemelli. Ma noi siamo in un paese che non è musulmano, sai la fitna. Lui non era il suo paese, era lontano dai suoi familiari. Che scusare? Ma quando gli ha detto haytalak wa ghulqat al-abwab, ha chiuso le porte, ha chiuso la finestra, ha chiuso le tapparelle, ha passato la tenda. C'è chi ha timore della gente ma non ha timore di Allah, perché Allah la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Ti vede. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى. In quel momento non c'è nessuno. Tutti i mezzi sono a sua disposizione. Tutto quello che desiderava un giovane ragazzo. Gli ha detto haytalak, sono tutta tua. Cadi con me nel haram. Cosa ha detto questo ragazzo? Cosa si è mosso nel cuore? Ciò che c'è nel cuore, ciò che c'è nel ma'dan, dentro il cuore, è uscito fuori, ma'ad Allah. Non si è dimenticato di Allah. Non gli interessa chi è davanti. Non gli interessa chi sei tu. Non gli interessa dei tuoi beni materiali. Ma'ad Allah. Innahu Rabbi ahsan mathwaya. Ha detto as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Sto nel sijn. Sto imprigionato, ma non cado nella tollera di Allah, nell'ira di Allah, nel ghadab di Allah, nell'adab di Allah, nel sahrab di Allah. Adesso uno dice questo è haram, non ha problemi di cadere in esso, come se la questione leggera. يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Invece Yusuf no. Una prova contro di noi ragazzi giovani, al fine di non cadere. Non hai scuse davanti ad Allah. Non dire ma Allah io ero in Europa, ma Allah mi ha sedotto col suo modo di vestire, o Allah non c'è scusa. E al contrario, nel giorno del giudizio, giovane ragazzo, Allah. E vedrete la differenza tra chi si è trattenuto e tra chi è caduto nella zina. Colui che si è trattenuto come Yusuf. E io conosco un fratello che ha vissuto qua in Italia,
e adesso in Marocco, e subhanallah un fratello nahsabuhu ala khair wa la nuzakki ala Allahi ahada, che quando era qua in Italia è venuto da lui una donna, lui e lei, da soli, in fabbrica, e gli ha detto fai di me ciò che vuoi, e ha detto ma Allah. Quindi la questione non è solo nei profeti, Allah ci ha dato esempi profeti, ma ci sono dei salihin tra i fratelli e le sorelle che mettono in pratica questi esempi bi'idhnillahi azza wa jalla. Wa shabun, il giorno del giudizio, e vedrete la punizione di chi è caduto nella fornicazione. Invece chi si è trattenuto e ha perseverato nel giorno del giudizio, shab, giovane, perché non è facile cadere, trattenersi quando sei shab dalla fornicazione. E voi giovani che vi trattenete non siate come i giovani in Arabia Saudita. C'è differenza, grande differenza. Perché il fitna, i mezzi per poter cadere qua sono più facili rispetto in un paese musulmano. Ha detto Shab nel giorno del giudizio che una donna di tale bellezza gli ha detto cadi con me nel haram. E lui ha detto inni akhafu Allah. Allah lo metterà sotto la sua ombra nel giorno in cui non ci sarà un'altra ombra se non l'ombra di Allah. Sarà lui tra i vincitori. Anche se qua, in questa vita ti considera un arretrato, uno sfortunato, una persona, ma tawhesh come diciamo noi, ma davanti ad Allah tu hai un grande valore, perché sarai tra coloro che li proteggerà Allah sotto la sua ombra in quel giudizio. Sallallahu an yaj'alana minhum ya rabbil alamin. E tra le sue conseguenze, le conseguenze della fornicazione, il divulgarsi e il diffondersi dell'uccisione e del suicidio. Wallahi, meditando su questa gerima, su questo atto ripugnante, comprendete che in moltissimi casi di suicidi e di omicidi c'è dietro la fornicazione. Ascoltate cosa dice Allah subhanahu wa ta'ala nel Corano in Surat Isra, versetto 31, 32 e 33. Dice Allah: non uccidete i vostri figli per timore della miseria. Siamo noi a provvedere a loro e a voi. Ucciderli è veramente un peccato gravissimo. Quindi Allah ha citato il divieto di uccidere i bambini, i figli, per paura della miseria. Poi cosa ha detto? Ha detto non avvicinatevi alla fornicazione. È davvero una cosa ripugnante, un sentiero maligno. Poi cosa ha detto? E non uccidete senza valida ragione. In questa era Allah ha citato zina dopo che ha citato 2 volte l'uccidere. Che legame c'è? Allah, quando parla nel Corano, parla per saggezza. E questa è la meraviglia del Corano. Tanto che i sapienti hanno legato il perché Allah ha posto una sura dopo un'altra sura. C'è un legame. E così nei versetti c'è un legame. C'è un motivo per cui Allah ha citato questa, dopo questo versetto e così. Allah ha citato di non uccidere i propri figli per paura della miseria. Poi ha detto non avvicinatevi alla fornicazione. Poi ha detto non uccidete se non con diritto. Che legame c'è? Quante donne adesso, dopo essere cadute nella fornicazione, cosa fanno? Abortiscono. Ha detto Allah prima della fornicazione non uccidete i vostri figli per paura della miseria. E chi cade nella fornicazione e poi abortisce, questo ha fatto 2 grandissimi tra i più grandi peccati: il peccato della zina e il peccato dell'uccidere il nefs, perché abortire chiamatelo come volete. Chiamatelo come volete, chiamatelo aborto, chiamatelo ijad, chiamatelo come volete, si chiama qatlun nefs da noi, nell'Islam. Quello è uccidere, e si fermerà quel bambino che hai ucciso senza diritto, e ti fermerà davanti ad Allah e ti dirà ad Allah: giudica questa persona perché mi ha tolto il diritto alla vita. C'era nella Jahiliya l'uccidere i propri figli per paura della miseria. Tipo gli arabi erano soliti nella Jahiliya, prima della venuta del profeta, quando nasceva una figlia, perché loro consideravano la figlia una vergogna. Una vergogna, perché loro volevano i figli. E l'Islam ha vietato ciò. E allora cosa facevano? Seppellivano la bambina viva, per vergogna. Tanto che Allah ha citato che quando uno di loro sentiva di aver avuto una figlia, il suo volto si oscurava.
Quando Allah ha citato nel Corano che i figli sono un dono di Allah, al-hiba, yahabu liman yasha'u inatha, è citato prima le femmine rispetto ai maschi, per insegnare agli arabi e anche agli europei e agli americani che dicono ciò che dicono, che la femmina è un dono di Allah, quindi una ni'ma, non una ni'ma, un dono, non una punizione. E comunque seppellivano le bambine e le uccidevano. Allah dice nel Corano: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. Il Maw'uda, lì è il bent che è stata seppellita viva. Arriverà nel giorno giudizio, vi si chiederà: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. Perché sono stata uccisa? O Allah chiede a lei, che sia madre o padre o quello che è, o il dottore che ha fatto ciò che ha fatto, chiedigli: perché hanno ucciso? Che peccato ha fatto questo figlio? Che peccato ha fatto questo bambino? Sorella, potresti essere di lei in questa situazione. Quindi tra le cose che ti allontanano dalla fornicazione e dalla zina è il pensare alle conseguenze. Potresti essere tra queste. E mi ha raccontato mia moglie di una sua compagna. Ciò che vi racconto sono storie vere di gente che ha pianto sangue dagli occhi e poi dal cuore. Ma era troppo tardi. Era troppo tardi. Una ragazza di giovane età, 16 anni, 17 anni, andava a scuola normalmente, metteva e non metteva il velo. A un certo punto è arrivato un ragazzo ricco e ha cominciato, essendoci Shayatin Ins, a promettere ciò che promettono i principi e le principesse. Ti sposerò, vivrai con me, faremo, waswas, finché con un messaggio, poi un incontro, poi una cena, poi la khalwa, poi un musiba, la zina, e poi la musiba più grande, è rimasta incinta. Vedi se quel ragazzo che ti prometteva ciò che ti prometteva rimarrà lo stesso. Kedda, Oqsim billah kedda, Oqsim billah mujrim, Oqsim billah zani. Se non fosse una persona in cui c'è del bene, Allah non avrebbe chiamato wasa'a sabila. Wallahi kedda. Perché se fosse sadiq in ciò che dice, se dicesse la verità, entrerebbe dalle case e dalle proprie porte. Wadkhulul buyuta min abwabiha. Vieni, bussi, nessuno ti ha reso haram qualcosa. Bussi e entri dalla porta. Io sono venuto, nawi il-halal, rani nawi il-halal, Kedda, ti tradirà e sarà il primo a ridersi di te, a prendersi gioco di te. Perché così fanno i fornicatori. A destra e a sinistra, e sei caduto con te nella fornicazione, sappi che oltre a te ha passato altri. Perché così è zani. È per quello che la sua punizione nell'Islam è devastante. E non è il momento adesso di spiegare il perché quella punizione, perché molti dicono: ma perché quella punizione è zen? Dopo quello che sentirai, dopo le masaib che fanno, e c'è differenza tra la punizione di chi è sposato e cade nella zina e la punizione di chi cade nella zina che non è sposato, al fine di capire che Allah è giusto. E non è ingiusto con nessuno, subhanahu wa ta'ala. Questa ragazza è rimasta incinta, è finita lì. Ha chiamato il ragazzo: cosa facciamo? Gli ha detto: no, io non voglio sposare. Basta. Finita lì. Ciò che voleva, l'ha avuto. Ciò che voleva, l'ha avuto. Adesso usa i geni. E quindi, cosa facciamo? Io ho dei genitori, c'ho una madre, c'ho un padre, c'ho un fratello, c'ho una famiglia su cui getterò la vergogna. Cosa faccio? Gli ho detto: andiamo. E abortiamo. Ed è ciò che ha fatto. E ha fatto una gerima ancora più grande. Dopo zina, al fine di capire che zina ti trascina da peccato a peccato. Dopo che ha fatto zina e dopo che ha abortito, è finita? No. È andata dal dottore a ricostruire la sua verginità. È andata dal dottore all'ospedale a ricostruire la sua verginità. E questa è un'operazione che si può fare. Che di? Rish. Come potrebbe vivere questa persona?
persona con questo da mia. Yani immagina, sorella, che tu hai ucciso una persona. Volontariamente, non l'hai uccisa involontaria, perché c'è differenza tra l'uccidere involontariamente e uccidere volontariamente. Qua hai ucciso volontariamente. Wallahi, la ilaha illa hu, che gusterai l'adab. L'adab in questa vita prima dell'aldilà. Ti arriverà nel sogno, sentirai la sua voce. Yani adab! Perché l'hai uccisa senza diritto. Wala hawla wala quwwata illa billah. E quante persone? Yani tu immagina un marito che entra e vede sua moglie con un altro uomo. Cosa pensa? Cosa gli rimane? Vorrà seppellirsi, lui se stesso vorrebbe seppellirsi. Cosa fa? Fahisha, dhulm, adab. Cosa pensa? Pensa alla sola cosa. Subhanallah. E arriva l'omicidio, arriva il suicidio, arriva ciò che sentiamo. Perché questo? Perché ci siamo allontanati dalla legge di Allah. Ci siamo avvicinati a ciò che Allah ci ha ordinato. Wa la taqrabu. Non ha detto non fate zina. La taqrabu. Non avvicinatevi. Quindi ha reso haram qualsiasi strumento, mezzo che ti porta a questa musiba e a questo anno. Sappi, fratello e sorella, che la fornicazione è il motivo della diffusione di tantissime malattie. Disse il profeta alaihi salatu wassalam, ha illustrato che quando si divulga la zina in una società tra la gente e diventa pubblica, ci sarà la diffusione del ta'un. Quando aumenterà tra le persone e si diffonderà a zina e diventerà pubblica. Adesso è pubblica? Sì. Pubblica! Sentite le parole del profeta che vi racconta ciò che sta succedendo adesso nei nostri tempi. Quando 1400 anni fa, Azina adesso pubblica, davanti a te, guarda le donne come escono, guarda cosa fanno davanti a te, senza haya. Dov'è il haya? Dov'è il haya, shabab? Dov'è il haya, il banat? Dov'è il pudore? Dove sono quelle ragazze che avevano il pudore di mettere il kuhl davanti ai propri genitori? Wallahi, la ilaha illahu. Conosco una ragazza a mettere il kuhl davanti a suo padre. Dove sono ragazze così? Dove sono? Adesso gli parli del trucco? Trucco? Perché vuoi dire trucco haram? Perché dici che è trucco haram? Tutti si truccano. Il trucco adesso è diventato il meno dei danni. Per non parlare del zina con cui escono, i profumi con cui escono, il vestito con cui escono, il modo in cui si parla con gli uomini, il modo in cui si approcciano gli uomini. Poi cosa vogliamo? Vogliamo che non cadiamo nella zina. Ha detto uno dei sapienti: come fai a avvicinare la benzina al fuoco e dirgli di non accendersi? Mustahil! Avvicini il fuoco alla benzina e dici alla benzina non accendersi? Come può essere una cosa di Dio? Come puoi vietare di cadere nel haram dopo tutte queste wasail? La fornicazione è motivo di diffusione di tante malattie, tra cui il ta'un. Il ta'un è quella malattia che si diffonde tra le persone e porta alla morte. L'ultimo cos'è stato? Coronavirus. Allahu a'lam sabab dialo, che ne sappiamo. Perché zina intasharat. All'esterno, wal-'iyadu billah. Quindi questo è ta'un. Un ragazzo una volta era fidanzato con una ragazza e ha fatto con lei ciò che ha fatto di haram. A un certo punto un giorno ho cominciato a chiamare questa ragazza, la sua fidanzata, e non rispondeva più al cellulare. Un giorno, un secondo giorno, un terzo giorno, un quarto giorno, non risponde al cellulare. Si è cominciato a preoccupare. Non sapevo cosa è successo alla ragazza. A un certo punto, dopo qualche giorno, il suo telefono squilla. Il fornicatore ha sempre paura. Adab nafsi, khaif. Guardate che è sposato. Kharj, d'izzo, con sua moglie. Le prende la mano, l'abbraccia. Ma tu ci va a comprare con lei, esce con lei, va alla Umrah con lei. Non ha problemi, halal. E se lo vede qualcuno, non ha problemi, perché ha fatto l'ishar. Vive nel halal, alla sunnatillahi wa rasulih. Non ha paura di nulla. Invece di cadere nel haram, ha sempre paura. Occhio che i miei genitori mi scoprono.
occhio che sia la madre, la ragazza dei messaggi, occhio che mi scopre mia madre, mi scopre mio fratello, o se mi scopre, o questo, o quello, sempre paura, care. Questo ragazzo a un certo punto ha suonato il cellulare, ha risposto, pronto, commissario, polizia, commissario, che è successo? Devi venire, ti dobbiamo parlare. No, è andato. Immaginate il suo stato d'animo, momento in cui è stato, quei 10 minuti per arrivare alla stazione di polizia. Quando è arrivato, Marhaba, cosa è successo? Gli hanno detto, conosci questa ragazza? Ha detto no. Che deve? Questi sono quelli che cadono nella zina. Che deve? Ghescescia, munafiqin, wal'iyadu billah. No. Sei sicuro? Sì, non la conosco. Non l'hai mai? Mai. Perché cosa è successo? Chi è questa persona? Ha detto questa persona è colpita dall'AIDS. Lui non ha detto nulla. Però immaginate cosa è sceso sul suo cuore. Adab nafsi. L'adab, quando parliamo di adab, non parliamo solo di punizione che scende. L'adab nafsi è più l'adab al-kharij. Ha detto il profeta alayhi salatu wassalam, quando si diffonde tra le persone zina e riba, si meriteranno la punizione di Allah. In questa vita e nell'aldilà. Se sei caduto nella zina o sei caduta nella zina, tu sei propenso a ricevere l'adab da Allah e non imputare ad Allah l'ingiustizia. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. E Allah ti ha inviato un profeta e ti ha inviato le sue parole e ti sta mettendo in guardia, occhio a farti prendere in giro dalla società in cui vivi, fratello e sorelle. Wallahi inni lakum nasihun amin. Quando ha sentito la notizia, immaginate il suo stato d'animo. È tornato a casa, ha chiamato subito il dottore. Voglio fare una visita per vedere se ho qualche infezione nelle mie parti intime. È andato. Hanno preso ciò che dovevano prendere per fare la visita, gli hanno detto i risultati tra 22 giorni. I giorni non passavano, le ore non passavano, i minuti non passavano. Basta, ormai la sua certezza era morirò. Però come morirà? Qual è il sebab della tua morte? Qual è la tua fine? Infatti diciamo a colui che vuole cadere nel haram con una donna, e la takhsha Allah. Non hai paura che in quel momento lì potresti morire, che ne sai? Potresti morire in quel momento lì in stato di zina. Wala hawla wala quwwata illa billah. 22 giorni. Ha detto che i giorni passavano come mesi. Chiamava dopo una settimana, dottore, usciti i risultati? No, ancora presto. Devi aspettare. 10 giorni, chiama, è uscito i risultati? No, devi aspettare. Fino al 22esimo giorno. Ha chiamato, i risultati sono pronti. Qual è il risultato? Non possiamo dirtelo al telefono, devi venire qua. Niente. Immaginate la strada, immaginate la cosa che gli girava in testa. È arrivato che è arrivato davanti al dottore, tremava, sudore. Ma khabar dottore? Sono infetto? Sappi, classa, come se qualcuno che mi dice, ma sono infetto. Finché il dottore ha guardato, gli ha detto, alhamdulillah, non sei infetto. Senza accorgere se ne sei prosternato sul sujud grazie ad Allah subhanahu wa ta'ala. Sujud. Perché chi si pente, è vero che è un grave peccato, ma chi si pente, Allah accetta il suo pentimento. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Coloro che si pentono e credono e operano opere del bene, Allah cambierà i loro peccati in hasanat. Quindi chi è caduto in questa jarima, ustrullah subhanahu wa ta'ala, che si penti con Allah subhanahu wa ta'ala e non ritorni più, e promette ad Allah subhanahu wa ta'ala di non ritornare in questo peccato. Wala hawla wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Questa persona che cade in questo haram non sa che Allah lo vede, non sa che potrebbe cadere in quello stato, e sicuramente chi vive nella zina rischia di morire nella zina.
Perché c'è una legge, come hanno detto i sapienti, che Allah ha immesso in questa vita, che chi vive in un determinato stato morirà in quello stato. Questa è una legge, sunna kawniyya, ولا تجد لسنة الله تبديلا. Allah non cambierà queste sunne. Chi vive in una cosa in questa vita morirà in essa. Chi è abituato a venire in moschea, a leggere il Corano, a pregare, a ricordare Allah, morirà in quello stato. E le storie sono tante. E chi vive nel haram e si ubriaca e fa ciò che fa, zina, morirà in quello stato. C'è stato una volta un uomo che faceva il ghasl al mayyit. Avete presente che c'è un uomo che lava i morti? E questo uomo qua ha visto qualcosa di straordinario. Scusatemi la parola, ha detto colui che faceva il ghusl a questo mayyit, ha detto che questo ragazzo è morto tenendo con la sua mano, stringendo con la sua mano la sua parte intima. E non riuscivano a staccarlo. Questo qua che ti ghassil è uscito da suo padre. Giovane ragazzo, è uscito da suo padre. Gli ha detto: come è morto tuo figlio? Sano. Gli ha detto: com'è che è morto tuo figlio? Ma ci dà che fa? Ma vuole sentire affinché perché queste storie svegliano le persone, per chi ha un cuore. Gli ha detto: come è morto? Gli ha detto: fratello, sono entrato in bagno e ho trovato il suo cellulare con dei video haram e lui che si faceva la masturbazione. È morto in quello stato lì. Questo, fratelli e sorelle, verrà risuscitato in questo modo qua, con Geneva, e i suoi occhi hanno visto il haram. Perché come pretendi, fratello, di vedere il haram e non cadere nel haram? Billah alayk, tu cosa guardi su Facebook? Billah alaykum, fratelli e sorelle giovani, oggi cosa guardano su Facebook? 3 ore a passare video dopo video, dopo video, dopo video, finché è diventato per loro una normalità. Az-zina al-ain tazni. Come ha detto il profeta al-Islam, al-ain tazni wa zinatuha an-nazar. Al-ain tazni cosa vuol dire? Che è un mezzo che ti porta a zina. Uno sguardo, poi un altro sguardo, aumenta la voglia, scemo, poi un altro sguardo, aumenta, si accende. Poi cosa si passa? Al lato, al messaggiare, al cercare, all'incontro, al haram. È per quello che il profeta ha detto: lo sguardo è zina. È per quello che Allah ci ha ordinato di abbassare gli sguardi. E Allah subhanahu wa ta'ala ha legato l'abbassare lo sguardo con il proteggere le parti intime. Ha detto: qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Che legame c'è tra l'abbassare lo sguardo e il proteggere le parti intime? Il rapporto fratelli e sorelle è ovvio, che se abbassi lo sguardo, questo è un mezzo per proteggere le tue parti intime. Ma se non abbassi lo sguardo e guardi a destra e a sinistra e guardi la bionda e la mora e guardi la grande e la piccola, è normale che non stai proteggendo le tue parti intime. E quindi è facile per te cadere nel haram. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi ta'ala. Un gruppo di ragazzi, e questa storia io l'avevo già raccontata, la continuo a raccontare e la continuerò a raccontare. Un giovane ragazzo con la sua compagnia, e state attenti alla compagnia, perché la compagnia sono quelli che più cercano di farti cadere in questa musiba, in questo adab, nella fornicazione. La compagnia di cui parlo è la compagnia sbagliata, la sohba as-sayyi'a. La sohba che non ti tira e non ti estrapola verso il bene, verso le cose di Allah, ti chiama alla discoteca, ti chiama a bere gli alcolici, ti chiama a cadere nel haram. Questa compagnia, c'era un ragazzo tra di loro devoto ad Allah, che alhamdulillah ha cominciato a avvicinarsi ad Allah. Sapete, un ragazzo quando è con un gruppo e loro sono abituati a vederlo nel haram, quando ti tu tirja ila Allah, cominciano a prenderlo in giro. Gli piace? Sapi? Si dice là. Hai dimenticato i giorni in cui eri con noi? Hai dimenticato le giornate qua? Cercano Shaitan!
Shaitan, a ricordare. E lui, poverino, che cercava in tutti i modi di dimenticare quei momenti lì perché voleva pentirsi ad Allah. A un certo punto gli hanno detto: vieni con noi in viaggio che vogliamo andare a comprare una macchina, vieni con noi, compagnia. Sapete cosa gli hanno detto? Gli hanno detto: tu quando vieni con noi ci ricordi Allah, mujrimin, vieni con noi. E loro stanno cercano di sistemare il programma per farlo cadere nel haram, perché non volevano vederlo nel bene. Nel momento in cui ha viaggiato con loro, o se non l'avesse fatto, era meglio. Se vedi che una compagnia sbagliata, allontana, perché non vogliono il bene per te. Meglio solo che mal accompagnato. Meglio solo che mal accompagnato. È uscito con loro. Cosa hanno fatto? Hanno affittato una camera e gli hanno detto: aspettaci qua che adesso arriviamo. Sono andati, hanno bevuto il khamr, e hanno comprato il khamr, e hanno trovato una prostituta, l'hanno pagata bene e gli hanno detto: fallo cadere nel haram. Ashab su. Queste sono le compagnie che ti prendono in giro. Wallahi alladhi la ilaha illa hu, non ti saranno d'aiuto né in questa vita né nell'altra. Hanno fatto entrare una prostituta col khamr. La mattina dopo sono arrivati. Ha aperto il mujrima. Allora gli ha detto: abshiru, vi do la bella notizia. Quindi ha fatto tutto. Ha bevuto, si è ubriacato ed è caduto con me nel haram. Erano felici, erano contenti, e ciò che volevano, e sono entrati per salutarlo. Fulan, svegliati! Senza vestire. Fulan, svegliati! Fulan, svegliati! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. È morto, ubriaco, dopo che ha fatto il zino. Questa è la compagnia. Questa è la compagnia che ti trascina e ti dicono: sei ancora giovane. Vivi la tua vita. Arriveranno i giorni in cui metterai il velo, sorella. Arriveranno i giorni in cui farai, fratello, esce adesso in discoteca. Arriveranno i giorni della moschea. Arriveranno i giorni in cui leggere il Quran. Shayatin ins. Occhio a seguirli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صاحبنا così è morto. Perché? Ha seguito al-fahisha. Ha seguito sa'a sabila. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Anna per la punizione. Alcune conseguenze. Le conseguenze sono tante. Cerco di abbreviare perché il modo è tawil, è lunghissimo. Invece le conseguenze, dopo queste conseguenze in questa vita, e questo adab, nafsi wa ruhi wa jasadi, poi c'è la punizione dell'aldilà. Non è finito, fratello e sorelle, non è finito. In tomba. Adab. Un adab solo per i fornicatori. Ha riportato il profeta alaihi salatu wassalam nel viaggio notturno che sono arrivati da lui 2 angeli e l'hanno svegliato e lui li ha seguiti. Alcuni hanno detto che è un sogno, è il sogno dei profeti e verità, e alcuni hanno detto che durante il viaggio che sarà il Mi'raj. È andato il profeta alaihi salatu wassalam e ha visto un gruppo di persone dentro un forno, tennur هو هذا اللي تنطيبوا فيه احنا الخبز في العربية, fatto così, ovvero sotto largo e sopra stretto. Ha detto che ha visto delle persone dentro questo tennur nude, uomini e donne. Sale dalle loro parti intime il fuoco fino a farli urlare, arrivare fino a sopra. E poi riscende e ritorna ancora in Eden. Il profeta alaihi salatu wassalam si è spaventato e ha detto a Gibril: chi sono queste persone? Chi sono queste persone che vengono punite in questo modo in tomba? Ha detto Gibril alaihi salam: questi sono az-zulat wa az-zawani, i fornicatori e le fornicatrici. Questo è l'adab nella tomba, fratello e sorella, non solo nella vita, anche nella tomba, che ci entrerai da sola, senza nessuno vicino a te. Ha detto il profeta alaihi salatu wassalam in Sahih Muslim: seguono il morto 3, ne tornano 2 e ne rimane 1. Ti seguono i tuoi familiari, le tue ricchezze e le tue opere. Tornano 2 i tuoi familiari e rimangono solo le opere, anche le ricchezze tornano. Anche i tuoi compagni di classe, le tue compagne di classe, i tuoi amici, tutte ritorneranno. Sarai seppellito e seppellita sola e verrai giudicata da sola davanti ad Allah.
Lo sai, fratello e sorella, dopo questo adab, nel giorno del giudizio c'è un altro adab. Ha detto il profeta alayhi salatu wassalam in Sahih Muslim, tre tipi di persone. Tre tipi di persone. Allah non parlerà con lui. ولا يزكيه. Ed andrà in camera con loro. ولهم عذاب أليم. يعني tu ce la fai sopportare. Solo questo in sé è una punizione. Che quando incontri Allah non vuole parlare con te. Chi accetta questo? Chi accetterebbe, fratelli e sorelle, che Allah non parla con lui? Chi? Allah non parla con il fornicatore. E non lo guarda. E non lo guarda. وَلَا يُزَكِّيهِ. E avrà una punizione. Ha detto il profeta alayhi salatu wassalam, tra di loro il fornicatore grande d'età, Al-Sheikh Zani, il fornicatore che ha fornicato quando è arrivato grande d'età. Questo qua c'è il halal ed è caduto nel haram, ha lasciato il halal per andare nel haram. Colui che cade nella fornicazione, che è sposato e c'è il halal e può avere il halal e va nel haram, questo è peggio di chi non è sposato. Tanto che è stato riportato che il profeta ha visto delle persone Ledat l'Isra wal Mi'raj, che lasciano una carne pulita, buona, e vanno a mangiare una carne impura e disgustosa. Chi sono? Coloro che lasciano il halal e vanno nel haram. Colui che ha lasciato il rapporto con sua moglie halal ed è andato nel haram. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Queste persone saranno tra le persone che verranno punite con questa punizione che Allah non li guarda e non parla con loro e avranno un adab alim. Chi potrebbe, fratelli e sorelle, riuscire a sopportare ciò? Mi ha indicato il fratello che mancano 5 minuti. In questi 5 minuti velocemente, dopo che abbiamo sentito le conseguenze, abbiamo sentito la gravità, abbiamo sentito la punizione, come mi posso proteggere? Qual è la soluzione? Come posso proteggermi da questo grave peccato? Allah ti ha mostrato, fratello e sorella, l'ilaj, la protezione. Allah subhanahu wa ta'ala non ti ha lasciato così. Allah subhanahu wa ta'ala ti ha mostrato la strada che devi seguire. Dice Allah nel Coran, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, ovvero non avvicinatevi. E dicono i sapienti che Allah dicendo non avvicinatevi e non fornicate, ma non avvicinarsi proprio, ha reso haram tutto ciò che potrebbe avvicinarti alla zina. Tutto, a partire dallo sguardo. Quindi tra le cose che ti può proteggere, abbassa lo sguardo. Dov'è l'adorazione ad Allah di abbassare lo sguardo, fratello e sorella? Dov'è? Dov'è? Diminuite adesso. Abbassare lo sguardo è un'adorazione che ti avvicina ad Allah. Protegge il tuo iman nel cuore. Eleva il tuo iman. Abbassare lo sguardo. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. E ha detto alle donne, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتُ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Ha dato l'ordine ai maschi e ha dato l'ordine alle donne. Quindi una delle cose, impara a abbassare lo sguardo. Cellulare, se sai che quelle pagine c'è il haram, non guardare, non andare tu su Facebook. Cosa vuoi vedere su Facebook? Vai nelle pagine di tuo interesse. Televisore acceso, in famiglia, striscia la notizia, tu che guardi, il padre che guarda, la sorella che guarda, tutti che guardano, ormai è diventato adi, passano le veline, vanno a destra e a sinistra e nessuno si muove. Dov'è il hayya? Se guardi quelle cose giorno e notte, come pensi di non cadere in questo peccato, fratello e sorella? Dove sono i genitori che insegnano i loro figli hishuma? Dov'è quel hishuma? Dov'è? Hishuma mulillah. La hayya da crescere nei cuori dei nostri figli. Noi stessi dobbiamo educarci con questo hayya. Vedi il haram in televisione e nessuno si muove. Non è così, fratello e sorella. Quindi la prima cosa, il primo consiglio è abbassare lo sguardo. Secondo, non andare in khalwa con una donna, nel senso, non rimanere con una donna che è haram per te in una stanza da sola. Perché ha detto il profeta alayhi salatu wassalam, ha illustrato che quando un uomo è in una stanza con una donna che non è lecita a lui, il terzo è il diavolo. الشيطان اسمه لك انت الخير ما بغاش لك الخير الشيطان اقسم بالله
e forse avete tutti provato, che quando sei vicino a una donna e non c'è nessuno, ايش يجيب لك الشيطان؟ يجيب لك راحتك في الاسلام، تجيب لك تقي الله، ايش يجيب لك الشيطان؟ تجيب لك الفحش، تجيب لك الفحش. ما انا ما يفرط اليوم صراحه نعلم فيه في القران. ايش من القران وليدي؟ ايش من القران؟ studiamo, ripassiamo, cosa fai ripassare? Dio fa rasi di me, cosa fai ripassare? Non ripassi perché ripasso oggi, ripasso domani, chissà dove arriverai a ripassare. Saremo noi a ripassare su di te. Lascia stare, allontanati, proteggiti, come ti ha citato Allah. Quindi occhio che ogni qualvolta sei con una donna solo, Shaitan è il terzo. E questo cosa vuol dire? Che se ti chiudi in stanza e cominci a chattare, chatti con una ragazza, quella è Khalwa. Khalwa non chattare, arriva Shaitan. وانا معمرين ومعبا وهي في دارها احنا ماشي مجموعين وكذا هادشي هوليوود ولا شي تدوي chattare chi vede le tue chat e lei chi vede le sue chat? Nessuno. Quindi hai semaforo verde, chissà cosa gira in testa. Poi quando ti mandano foto metti il cuoricino. Mashallah. Perché mettete i cuoricini nelle foto di Facebook? Donne che mettono cuoricini a foto che hanno pubblicato le ragazze e ragazzi che mettono così o non so che cos'altro alle foto che mettono le ragazze. E questo è cos'è rimasto? Ed è la normalità tra i giovani, la normalità. وتلاقي معاها كي دايره بخير الحمد لله كي دايره انت كلشي بخير الله يجازيك بخير الله يكثر خيرك الله يزيدك من فضله الله يهديك وزيد واش بقى؟ بقى كل جنسين dove il hayya? Dove il Corano è arrivato come per insegnarci il hayya. La donna quando è arrivato Musa e ha visto due donne ferme con il loro gregge ad aspettare gli uomini che finiscano di dare da bere al loro gregge, si sono fermate quelle donne. Tadudan, imra'atan tadudan, ma khatbukuma. È arrivato Musa e allora come state? Tutto bene? Tutto a posto? Allah يجازيكم bene. Lascia che ci manca Dio, non è che ci vuole. ايش الخبر؟ cosa è successo? Ha detto لا نصبر حتى يصدر الرعاء لا نسقي حتى يصدر الرعاء. Guardate il hishma, guardate l'allontanarsi dall'okhtilaf. Dove sono queste donne? Dove sono queste ragazze? Vai al mercato adesso, vai ai supermercati, vai a fare shopping, ti زحموا معك العيالات, vai a fare l'umra, vai a fare il tawaf, ti زحموا معك. Così questa, se nella sala è un'adorazione, una ibada, e io ve lo dico giovani, ragazzi state lontano dai ragazzi, ragazzi state lontano dalle ragazze. Fratelli e sorelle, nella salè, che è un'adorazione, taqarrub ila Allah, من تقول الله أكبر لك حاضر عينك حتى تقول السلام عليكم السلام. واش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ Le migliori file per gli uomini sono le prime e le migliori file per le donne sono le ultime. تبعدوا nella salè. يعني ايش غيوقع في الصلاة؟ c'è il shaitan. Anche nella salè c'è il shaitan. Anche nella sala c'è Shaitan, quindi state lontani. Quindi, fratello e sorella, queste regole, il Corano non è venuto per essere letto così e basta recitato. Va usato come dustur, praticarlo e vedrete che bi'idhnillahi azza wa jalla verrete salvati da questo grave peccato. E ha reso haram l'Islam di toccare la donna, di darsi la mano. Perché? Perché ti fa cadere in queste cose. Anche se ti possono raccontare una norma per educazione, per quello, smuovi qualcosa nell'uomo e smuovi qualcosa nella donna. Terza cosa, è per quello che Allah subhanahu wa ta'ala ha dato alla donna un determinato vestiario e gli ha vietato determinate cose, tra cui non truccarsi quando esce, tra cui non abbellirsi, tra cui non profumarsi, perché sennò diventa una preda che fa cadere coloro che hanno il cuore malato. Allah subhanahu wa ta'ala ha vietato alla donna solo la questione di abbellire la voce all'uomo. وَلَا تَخْدَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض. Tu sorella non sai chi ha il cuore malato? Quindi non abbellire la voce, non abbellire l'aspetto, non abbellire il vestito,
non abbellirti con il profumo, questo lo puoi fare, nessuno te l'ha reso haram per il tuo marito, per colui che te l'ha reso halal, senza nessun problema. Però per gli altri uomini diventano haram. Concludo dicendo che la guarigione più grande per la fornicazione è che Allah subhanahu wa ta'ala ha dato una soluzione, che è Zawaj. Qua io sdeventata siete due le tetrone. Io ho 18 anni, 19 anni, io vado ancora all'università, lei va ancora all'università, e cosa facciamo? Come facciamo a sposarsi? Guarda, ma poi vi faccio una domanda, ragazzi, perché questo è sempre ishkel. Sempre arrivano con questa scusa. Scusami, ti faccio una domanda. Tu come vivi adesso? Sono mantenuto. Da chi? Dai genitori. Poi, lei come vive? Mantenuta. Da chi? Dai suoi genitori. E ti dicevo così. Sposatevi, e lei continua a mantenere i suoi genitori, e tu continui a mantenere i tuoi genitori, e vivi nel halal, senza vedere nel haram, finché ti stai potendo. Se non riesci, ma non cadere nel haram. Se non assumiti la responsabilità vai a lavorare. Al fine di sposarti. Al fine di sposarti. Non è aib sposarsi da giovane. È diventato aib in questo periodo, ma non lo è. Perché è diventato aib? Perché è diventato facile fornicare, è diventato facile la zina. Walil'asaf shadid. E scusatemi questo, parlo da fratello che il suo cuore brucia per queste notizie. Perché mi arrivano telechiamate, mi arrivano messaggi di sorelle che piangono e dicono i miei genitori non vogliono sposare. Cosa faccio? Un messaggio che invio ai genitori che mi ascoltano, alle madri e ai padri dei giovani, taqullah. E sappiate che se non aiutate a semplificare il matrimonio come lo ha semplificato l'Islam, sarete una parte del motivo se cade il vostro figlio e la vostra figlia nel haram. Sarete una delle cause. L'Islam ha facilitato il zawaj. Il profeta ha sposato qualcuno con il Quran. Il mahar. ودابا انت باش تزوج خاصك تشري ليها الدار وتشري ليها الدار وتشري ليها لويس فيتون وتشري لها العفيف غادي انت في القندهار. Perché tutto questo? Ta'sir di zawaj. E il giovane ragazzo che ha un'entrata di 700 euro e vede queste cose e vede che diventa una montagna. Va dal padre, بغنتزوج خصنا نشريو البقره خصنا نديرو الوثاق وخصنا نديرو الدرب وخصنا نديرو هذا ونجيبو الرماه ونجيبو الشيخات ونجيبو كذا ونجيبو كذا. وشحال 10,000 euro. Paga il conto corrente inteso San Paolo a carta famiglia. Yani tu vedi davanti a te un matrimonio che è una montagna e vedi zina, le porte sono aperte. Vai in discoteca, la prima che trovi è tu, vai. Il haram è facile. Perché complichiamo il halal? Perché complichiamo il halal? Non è complicato. Non è complicato. Chi ha paura? Si sposa. Chi non ha le possibilità di sposarsi e nel matrimonio vi è un dono di Allah subhanahu wa ta'ala, una era di Allah subhanahu wa ta'ala, perché diventa per te questa donna l'altra tua metà. Vivi con lei nel halal, sotto un unico tetto. Walillahi alhamd. Invece la questione del non riesco a sposarmi digiuno. Un'altra soluzione di digiuno, come ha citato il profeta Man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Chi non riesce, digiuno, perché è uno scudo. Perché è uno scudo? Perché il digiuno diminuisce in te la voglia. E noi sappiamo che Shaitan yajri min bani Adam majra ad-dam. Corre nel tuo sangue. Più hai forza, più hai potenza, più corre Shaitan, più lui sei potente. Quando diminuisce con il digiuno, diminuisce la voglia. Perché sei più stanco. Diminuisce. Infatti, ha detto il profeta che è una giunna, uno scudo, che ti protegge. Quindi queste sono le soluzioni che ha dato Allah. E chiedo ad Allah subhanahu wa ta'ala di proteggerci da questo peccato grave. Allahumma ihfadna min az-zina. اللهم احفظ هؤلاء الشباب والشابات من الزنا. اللهم احفظنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن وارزقنا الحلال الطيب يا رب العالمين. اللهم ارزق هؤلاء الشباب بالزوجات الصالحات وارزق هؤلاء البنات بالازواج الصالحين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا
وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اجعل الجنة هي دارنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم احشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم طهر فروجنا وطهر قلوبنا وطهر ألسنتنا وطهر أعيننا وطهر أسماعنا. آمين آمين يا رب العالمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.